Sportivi siciliani, ben trovati anche per questa settimana con il consueto programma Stadium Sicilia. Come al solito in diretta a partire dalle 15:20 ogni venerdì sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma siamo anche in contemporanea sulla piattaforma HBB-TV attraverso Globus Television. Parliamo di Catania, parliamo di Messina, parliamo di Trapani ed accompagnarmi in questa puntata odierna di Stadium Sicilia Vincenzo Lacorte, che saluto. Ciao Vincenzo, ben Eccoci, trovato. grazie Ettore e buonasera a tutti. Allora, battuta veloce, veniamo fuori da un derby vincente, soprattutto per quanto riguarda il Catania, per la sponda catanese, però dobbiamo dare un plauso anche al Messina, questo è un sunto certo. po' di questo girone C. Dobbiamo sicuramente dare merito a questo Messina tutto cuore, per quanto riguarda i calciatori naturalmente, certo. la parte sportiva della società, che veramente si sta impegnando all'ultimo sangue veramente per cercare di uscirne fuori, come siamo soliti vedere in ogni stagione, specie nella seconda parte. È vero. Un Catania interessante che ha battuto il Trapani, che giocherà adesso con l'Avellino, insomma sarà una gara importantissima. D'alto bordo, assolutamente, gara che dirà moltissimo e che ci considererà di confermare eventualmente questo quinto posto, che è davvero prezioso. Tra l'altro serie positiva da parecchie 8 gare, non vorrei sbagliarmi, 8 gare, sì. E di cui 3 senza gol subiti. E questa è certamente una cosa molto importante. Sì. Guardiamo subito la schermata di quella che sarà la domenica calcistica del nostro girone. Juventus Next Generation Crotone, Latina Trapani, Altamura Picerno, Cavese Cerignola, Monopoli Potenza, Sorrento Messina, Catania Avellino che si giocherà alle 19:30 e poi infine Giuliano Casertana. Riposano chiaramente Benevento e Foggia. Certo. Guardiamo anche la classifica alla 15ª giornata, una classifica che vede in questo momento l'Avellino in testa con 63 punti, 61 il Cerignola, con 53 il Monopoli, con 51 il Crotone, 47 punti per il Catania, con 46 il Benevento, 45 Potenza, 44 Picerno, con 39 Giuliano, con 38 punti Cavese e Juventus Next Generation, 34 punti Altamura, 32 Trapani e Sorrento, con 30 il Foggia, 28 punti per il Latina, con 25 la Casertana, chiude all'ultimo posto, speriamo ancora per poco, il Messina con 19 punti. Beh, devo essere molto sincero, è stata una domenica agrodolce, no? Perché c'è stato il derby, ma c'è stata appunto, come abbiamo anticipato poc'anzi, la bella vittoria del Messina. Sì. Parleremo del Messina, parleremo del Trapani, però prima, e poi parleremo anche del Catania, però prima ti faccio vedere la schermata dei playoff e dei playout, una schermata che ci riassume a 360 gradi le date soprattutto. Il primo turno si giocherà il 4 e anche il 7 poi il secondo turno. Come vedi la possibilità di un Catania che possa effettivamente giocare una gara abbordabile? Chiaro, un quinto posto vorrebbe dire 2 partite in casa. Certo. Certamente 2 partite in casa che diventano oro colato, 2 risultati a favore e direi che non c'è di meglio. Assolutamente. Se davvero il tifo sull'onda degli ultimi risultati e magari dei prossimi, noi ce lo auguriamo, riempirà il Massimino, figurati che bolgia. 2 squadre per girone poi alla fine disputeranno la fase playoff nazionale che partirà giorno 11, poi ci sarà la gara di ritorno il 14, nel secondo turno poi si giocherà il 18 e il 21, le semifinali il 25 ed il 28 di maggio e poi la finalissima 2 e 7 giugno, un po' lontana ma un po' tutti ce l'auguriamo, no? Sì, si sa che se ne va via un mesetto. Mi piace questa continuità tra campionato e prima. Non ci si primo ferma turno, effettivamente. Che potrebbe essere un vantaggio per chi entra in uno stato di forma ottimo come ci auguriamo. E il Catania Basta, sotto questo punto non lo di dico vista più. penso che sia sulla buona strada. Infatti. Abbiamo anche le date per quanto riguarda i play-out del girone. La prima, la gara di andata si giocherà giorno 10 e poi la gara di ritorno il 17 di maggio. Perfetto. Abbiamo dunque fatto un quadro completo per quanto riguarda il tabellone play-off e play-out. Partiamo con la nostra trasmissione, lo facciamo con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacri, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania.
Netta vittoria del Catania, soprattutto con un secondo tempo, oserei dire, quasi magistrale, 3-0 contro il Trapani. Nel frattempo possiamo già vedere le immagini di questo derby, che è stato anche una festa. Sì, ci si aspettava un po' più di gente, ecco, soprattutto da parte trapanese, perché come tutti ben sanno il tifo catanese è rimasto a casa. Ahimè. Che partita è stata secondo te, adesso a distanza di oltre 4 giorni? Sì, un po' a freddo, diciamo, ti scorrono più facilmente le analisi, assolutamente. Fai altre valutazioni? Direi che a un primo tempo, sino al gol di Anastasio, prodigioso quel gol, assolutamente un'invenzione da fermo, un po' il gol da della fuori domenica, area, diciamolo pure. aspettavamo Anastasio perché sapevamo il suo valore. Evidentemente non è stata una stagione perfetta, ma lo diventa quando i calciatori riescono a fare queste perle. Devo dire che in effetti pareva che non si sbloccasse la gara, no? E invece poi sembrava c'è stato questo gol che ha cambiato importante, tutti gli equilibri. Entrare subito bene in campo nella ripresa, perché normalmente i timori erano i soliti. Ora che facciamo? Arretriamo? Ora si torna indietro? No, si è continuato, si è pressato. Anche perché il Trapani non offriva resistenza. Non offriva resistenza, quindi hanno trovato un po' di vita facile. La chiusura poi il 3-0 davvero l'apoteosi, perché evidentemente abbiamo visto una partita ben diversa da tante altre del passato. Certo, è un Catania che a questo punto, con questa energia, determinazione, può certamente, secondo me, fare bene anche contro l'Avellino, che ahimè però purtroppo incontriamo in casa. Sì. E quando si gioca in casa spesso e volentieri ci sono delle situazioni un po' più particolari. Perché siamo noi a dover fare il risultato, siamo noi a dover condurre il gioco, il pallino, e a volte non è stato, anzi a volte spesso non è stata una cosa del tutto positiva, si è molto spesso tramutata in una situazione da borderline addirittura negativa. Beh, diciamolo pure che in casa si sono persi quei punti che attualmente ci potrebbero fare comodo, ma no? punti poi con società che stanno praticamente a ridosso della zona play-out. È vero, incredibile, è vero. Ma vero. Ha dell'incredibile, però purtroppo è successo. Bisogna fare esperienza anche di questo, e quindi vuol dire che la partita con l'Avellino poi secondo me va affrontata con una determinazione che supera la normalità, anche perché l'Avellino viene a giocarsi una partita quasi della vita, non deve perdere punti, perché il Cerignola ne potrebbe approfittare. Il Cerignola pressa. Da questo momento in poi guai a chi di loro perde un punto nella loro disputa personale. Ecco, tra poco parleremo anche dell'Avellino. Nel frattempo possiamo rientrare in studio, perché vi dico una cosa importante. Abbiamo visto in panchina uno Sturaro un po' diverso, nel senso che non pronto in questo momento per scendere in campo, ma molto vicino alla squadra. Vero. Ti piace? Assolutamente sì, è stata una cosa che forse gli riconoscevamo già in passato, un uomo di spogliatoio, un uomo di carisma, un uomo che aggrega, perché ahimè noi agli spogliatoi siamo abituati a pensare come fattore disgregativo e non aggregativo. È vero. E invece no, il Catania sta puntando su questa figura, coltivandola con cura, senza farlo esporre a infortuni deleteri per questo fine stagione, lo sta tenendo ai bordi campo. Ma ieri, domenica, vedere Sturaro andare a consolare, festeggiare anche, e prima consolare Montalto. Io ho notato questa cosa in particolare, perché lui è uscito dal campo per andare a consolare Montalto, gli è andato incontro. Non è cosa di tutti i giorni vedere. E questo particolare è stato notato anche dal vice allenatore del Catania, Michele Napoli, che lo ha sottolineato benissimo. In conferenza stampa. Sentiamo proprio questo momento. Ma Stefano è un giocatore per noi molto importante, che sia in campo che sia fuori, è un giocatore di un'esperienza e di un carisma tale che non può che portare dei benefici, no? In un gruppo e in una squadra. Lui è sempre pronto a dispensare consigli ai più giovani, ai più grandi, è sempre pronto a dare appunto dei consigli e ad essere un giocatore comunque che, visto il carisma che ha, poi
questo lo percepiscono i ragazzi, i compagni di squadra, infatti è un giocatore a cui vogliono tutti bene. Poi per quanto riguarda, è vero, si sta riscaldando perché lui comunque è pronto, diciamo, per iniziare a entrare, se non dall'inizio, però a partite in corso, quindi quanto prima credo che lui abbia recuperato quasi totalmente dall'infortunio avuto, quanto prima lo ritroveremo e lo rivedremo in campo. Beh, è certamente una notizia incoraggiante. Molto presto lo ritroveremo in campo e io credo che l'esperienza, la maturità di un giocatore come quella di Sturaro può servire. Sì, gente come Sturaro e come lo stesso Inglese che sta lavorando per essere disponibile, assolutamente il Catania li sta, come dire, amministrando, perché penso che sia fondamentale averli disponibili nel clou della stagione che comincerà a brevissimo. Allora, dunque, domenica si giocherà contro l'Avellino. Nel frattempo guardiamo le immagini di questa bella vittoria dell'Avellino, un po' sofferta contro il Monopoli. Attenzione, perché il Monopoli non è facile da battere. C'è riuscito soprattutto questo Avellino determinato, voglioso. Questo Avellino è davvero una squadra ostica, no? Ancora brucia la ferita dell'anno scorso quando con Zeoli in panchina ci sono state chiuse le porte definitivamente dei playoff, e veramente a 9 minuti dalla semifinale praticamente, perché in quel a 9 minuti alla fine successe quello che non era da parte nostra lecito pensare. Avellino assolutamente una squadra ben organizzata nei reparti, una squadra che ha fatto del ritorno in Serie B la missione di vita da anni a questa parte, e forse quest'anno ha il passo migliore. Tra l'altro non aveva iniziato benissimo, la stagione, però tutti lo aspettavamo. Tutti lo aspettavamo. Ti ricordi? Domenica dopo domenica ha recuperato punti, raggiungendo questo primo posto che attualmente certamente credo che sia anche abbastanza meritato. Io direi per questa di sì. continuità, soprattutto nella seconda parte del girone d'andata e poi in questa parte del girone di ritorno. Ovviamente non da ammazzare il campionato, ma c'è una continuità che poi in questo girone C direi parecchio lento dal punto di vista dei punti, come dire, dell'innalzamento della curva verso l'alto. È vero. Diciamo che ci si è aspettati un po' tutti vicendevolmente. Allora, Avellino che batte un Benevento che con il ritorno di Auteri sta cercando un po' di raccapezzarsi, no? Perché è successo di tutto nel giro di 2 mesi, dalla gloria di un primo posto che sembrava praticamente incrollabile. I risultati negativi hanno portato all'esonero di Auteri, l'arrivo di Pazienza, ex Avellino e adesso il ritorno da qualche settimana di Auteri. Tutta questa confusione credo che non incida positivamente. No, non incida. Mi sembra che possiamo dirlo con tranquillità che per le esperienze che stiamo vivendo un po' in tante squadre, no? Trapani incluso, a maggior ragione. Soprattutto Trapani, direi. E alla fine no, non porta benefici, tutt'altro. Anche qui sul Benevento ci possiamo permettere di ricordare e dire che sin dagli inizi abbiamo detto, per l'esperienza che abbiamo, Auteri soffrirà nella seconda parte del campionato. Questa caratteristica l'abbiamo notata in molti, effettivamente nella seconda parte delle sue stagioni le squadre di Auteri soffrono tantissimo ed è successo anche ad Avellino. Un Avellino che comunque certamente va preso con le pinze e tatticamente probabilmente non è escluso che lo stesso Toscano possa effettivamente, insomma, mischiare un po' le carte? Beh, non mi sorprende, perché alla fine l'ha fatto sino a domenica, no? Con lo schieramento di Lunetta. Che non ce l'aspettavamo. Era una delle ipotesi remote, ma io tutt'altro pensavo che rinunciasse un po', perché è chiaro, con Lunetta diventa una situazione tattica. Insomma, ci possiamo aspettare una formazione un po' diversa da quella che potrebbe un po' far pensare ad una conferma rispetto a quella di 7 giorni fa. Io dico di sì, io dico che ci sarà nella parte avanzata, in difesa ovviamente possiamo già registrare il ritorno di Gennaro, quello è sicuro. Per quanto ovvio, anche se Del Fabbro ha fatto bene, possiamo dirgli grazie per quello che ha dato in supporto, e sicuramente in avanti novità ce ne saranno. Tra l'altro c'è uno stop voglioso di rifarsi, perché possiamo dire che di quelli che mi hanno deluso di più sicuramente Trapani, secondo me non ha giocato una grandissima partita. Voglio di nuovo fare un passo indietro, ritornare a parlare sempre di Avellino
Avellino e di Benevento, e sentiamo le battute proprio dei due allenatori al termine di questa vittoria della squadra avellinese, e soprattutto un allenatore, quello dell'Avellino, che è cosciente che la partita di Catania è una partita difficile. Guardi, io non sono un mago, quindi che riesco a vedere così lontano dopo la partita d'andata, ma di certo so che i campionati non si decidono nel girone d'andata, neanche alla fine del girone di ritorno, neanche dopo 10 partite, neanche quando ne mancano 4 alla fine, quindi adesso il campionato non è deciso. Forse gli ultimi 180 minuti aggiungo un forse, quindi lo sapevo già prima. Il problema è che tante squadre, è capitato a noi, possono avere dei momenti in cui qualche risultato non ti dice bene, ma noi anche prima abbiamo fatto buone partite in quel ciclo lì, Altamura, Potenza per 60 minuti, poi siamo rimasti in 10, Foggia abbiamo pareggiato al 90esimo in una situazione simile a quella di stasera, Monopoli, e dopo siamo andati in analisi tutti, questo ha comportato qualche problema, abbiamo perso dei criteri e ci siamo allontanati, però io lo sapevo che i campionati non si vincono in quel momento. Secondo me le ultime 2 conteranno meno, quindi sono le prossime 2 quelle che determineranno. Ma io sono fiero, credimi, sono fiero di tutte queste cose, nel senso che fanno bene a dire che Biancolino è uno che vince solo ad Avellino, ma io sono fiero. Voglio vedere quando vengono, chi viene a vincere qua in questa piazza difficile, una piazza importante. Io sono fiero, magari resto a vita qua, già c'ho casa, resta a vita a livello calcistico. Però in questo momento, ripeto, va fatti i complimenti alla squadra per quello che ha dimostrato, a livello di cattiveria, di gioco. Va fatti i complimenti a questa gente che ancora una volta fa sentire il proprio calore, fa sentire la spinta. Ci sarà ancora un'altra domenica, ma noi dobbiamo andare con la stessa mentalità di adesso, perché a noi dal primo giorno che sto qua non ci ha regalato niente nessuno. Loro se lo sono meritato dall'inizio alla fine. Ci dobbiamo tenere stretto, perché sappiamo che anche domenica sarà una guerra, perché è giusto che sia così, se la giocano, è giusto che si deve giocare fino alla fine. Sta a noi dimostrare ancora una volta su un campo difficile ad uscire con un risultato positivo. Insomma, le motivazioni non mancheranno. Avellino che viene a Catania cosciente di avere di fronte una squadra in salute, una squadra che certamente può dire la sua anche nel discorso dei playoff. È una partita che, come abbiamo detto tutti, va presa con le pinze, ma sia da parte di Avellino che da parte del club Catania. Assolutamente sì. Beh, faccio i miei complimenti a Biancolino, che è molto ponderato, molto tranquillo, molto sereno di quello che sta facendo. In una piazza calda, in una piazza calda l'ho visto con molta serenità. Vabbè, quando si vince si è un po' tutti sereni. Vince è tutto semplice. Quando la pressione, come dire, smorza, perché anche quella è una piazza dove le pressioni sono enormi, chiaramente, le conosciamo bene. E quindi, come ha detto lui, ben venga questa partita, ce la giocheremo tutti. E sarà un bello spettacolo. Allora chiudo questo discorso sul calcio Catania e ti chiedo in maniera secca pronostico sul risultato finale. Me la fai sempre questa domanda tra bocchetto. Allora io penso che finalmente domenica sfatiamo il mito del Massimino, il mito negativo. Addirittura. Io penso che siamo sulla strada giusta per una serie di fattori che stanno finalmente convogliando verso una situazione di normalità. Sottolineiamo anche che se per caso il Catania dovesse portare via questi 3 punti importantissimi, secondo me anche il tifoso cambia pelle. E come? Già i segnali ci sono di un piccolo rinnovamento. Sì, è vero, perché già la pressione, cioè già solo ieri non so quanti biglietti erano stati fatti. Praticamente in meno di una giornata. Assolutamente. Sì. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo chiuso lo spazio dedicato al calcio Catania, abbiamo la pubblicità e poi subito a parlare del Trapani Calcio. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza.
La qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Gioielleria Battaglia. La bellezza, l'eleganza, la qualità. Gioielleria Battaglia, a Catania in via Gabriele D'Annunzio 224. Perché da noi un dono è per sempre. Seguici anche su Facebook. Eccoci rientrati in studio, siete con Stadium Sicilia, canale 15 del digitale terrestre e piattaforma HBB TV attraverso Globus Television. Mettiamo da parte il Catania perché adesso parliamo del Trapani FC. Caro Vincenzo, da dove iniziamo? Perché la storia del Trapani ormai è diventata sempre più ingarbugliata, una stagione chiaramente molto negativa, lo ha sottolineato anche il presidente Antonino, tra poco lo sentiremo. Effettivamente ci aspettavamo di più dalla mentalità vincente di Antonini, ma soprattutto da questa squadra che purtroppo ha cambiato troppi allenatori, ma nessuno ha mai inciso sul rendimento. E allora devo dire che Antonini coraggiosamente, perché la verità fa sempre male, no? Specie se è una forma di outing. Certo. Evidentemente ha fatto capire che chi l'ha collaborato nella gestione sportiva di questa società di calcio evidentemente non ha avuto le competenze necessarie, no? A largo raggio. E lui ha ripetuto che ha speso un sacco di soldi. Ha speso un sacco di soldi, è la verità. Perché quei contratti, che aveva portato anche Lescano. Quei contratti hanno un peso, hanno un costo e di questo lui è molto deluso e chiaramente lo sono i tifosi, perché quando una persona così autorevole, così che si pone in maniera diciamo importante, quasi da padre, no? che dice si fa così perché è così, sì. Evidentemente le attese erano tantissime. E i primi a essere bruciati sono i tifosi. Ha peccato un po' di inesperienza anche in questo mondo professionistico? Sì, perché appunto ha fatto capire che si è fidato di gente che non lo ha, come dire, supportato bene. Più che collaborato, perché lui la collaborazione la cerca lui, non è che tu ti avvicini e dici facciamo così, no, sarà lui a dirti lui ha dimmi un ventaglio di cose da fare e io lo farò, però l'unica cosa che magari secondo me non va tanto bene è il essere troppo pieno di sé in certe occasioni, no? Che potrebbe dare fastidio anche. Aver montato questa gara ad arte, nel senso la patch celebrativa, i 120 anni, Kragl a tutti i costi, dice io so quel che faccio, io conosco le pieghe del regolamento, io ho ragione. Forse i tifosi attendevano qualcos'altro. A questo punto c'è da aspettare soltanto
che il nuovo allenatore, perché è ritornato in panchina Aronica, il nuovo vecchio, possa effettivamente dare una scossa, perché comunque anche il Trapani ancora non ha neanche la certezza matematica di essere fuori dai play-off, ma soprattutto dai play-out. Ecco, bravissimo, bravissimo. Abbiamo visto il Foggia come è crollato miseramente. È vero. Certo, certo. Quindi sotto questo punto di vista la partita che si presenterà domenica non è certamente facile. No. Ma sentiamo le parole proprio di Antonini al termine di questa sconfitta bruttissima, pesantissima contro il Catania. Allora, iniziamo la conferenza chiedendo scusa alla città, ai tifosi, per una, non dico una prestazione, per un periodo secondo me indecoroso che la squadra ha messo in campo. Ho sentito qualcuno dire il gol fuori gioco, ragazzi, non scherziamo, oggi doveva finire 6-0 la partita, e credo che il principale responsabile sia io, e quindi è giusto che venga oggi a prendermi tutte le responsabilità di quello che è successo, perché ho evidentemente dato fiducia a chi non la meritava dall'inizio dell'anno, perché chiaramente questo è il risultato di 9 mesi di gestione fallimentare dal punto di vista sia dirigenziale che tecnico. Abbiamo oggi secondo me toccato proprio l'ultimo gradino della scala. Il secondo tempo è stato umiliante dal punto di vista del gioco, dal punto di vista del modo con cui la squadra non ha praticamente giocato. Quindi Sasaronica tornerà da domani mattina a fare gli allenamenti, adesso è allenatore del Trapani. Ho sbagliato a non farlo la scorsa settimana, ma lui mi aveva assicurato di avere la squadra in mano, che non voleva dimettersi perché era convinto che la squadra lo seguisse, che aveva parlato con i giocatori. Mi sono fidato nuovamente, sbagliando, perché certamente i giocatori che seguono l'allenatore non fanno il secondo tempo che hanno fatto oggi, quindi lo hanno di fatto depauperato loro stessi, e quindi è chiaro che oggi non possiamo più continuare con una gestione tecnica fallimentare come quella che ha portato avanti lui. Un presidente determinato. Attenzione, se questo potrebbe dare fastidio, nel frattempo è un presidente che ricarica la piazza assumendosi le proprie responsabilità, è vero. Quindi cosciente che se qualcuno ha sbagliato, questo è il presidente, non tanto anche l'allenatore. Si è anche pentito di non averlo esonerato prima della partita con il derby. Assolutamente, l'ho detto chiaramente. Però è anche vero che se un allenatore ti dice io ho la squadra in pugno, un po' il presidente si deve fidare, e invece non è stato così, perché poi nel secondo tempo ha rimpianto questa fiducia. Nel secondo tempo la squadra è completamente crollata. Possiamo vedere però il presidente che fa da parafulmine è apprezzato. Assolutamente, lo condivido. Certo. A proposito del Trapani che giocherà adesso al Latina, possono già partire le immagini di questa partita col Crotone, dove il Latina ha perso forte 4-0 proprio a Crotone, alimentando anche tante polemiche che ci sono in questo momento al Latina anche nei confronti di mister Boscaglia. Sì, sono più che voci di spogliatoio, sono severe problematiche. Probabilmente anche per Boscaglia potrebbe essere la partita della vita, nel senso o dentro o fuori. Sì, in effetti in questa occasione un 4-0 è cosa troppo brutta da mandare giù. Latina che sta scendendo sempre di più in classifica. Veramente, anche, no? Ormai è davvero a un passo dalla zona calda. Assolutamente, zona, tenendo presente che la Casertana invece, vincendo guarda caso contro il Foggia, ha recuperato il gap proprio nei confronti del Latina, 25 quindi, Casertana, 28 Latina. Quindi stia ben attento Boscaglia che ecco, quanto è strana la vita, no? Questo Boscaglia che sembrava l'emergente assolutamente, che avremmo trovato chissà dove. Beh, sai, da un paio di anni a questa parte con Boscaglia i risultati non arrivano. Ha cominciato a masticare duro e amaro. È vero, è vero. E infatti. Andando a Latina lui era cosciente che poteva prendere in pugno questa situazione, ma evidentemente poi alla fine non l'ha migliorata, con realtà totalmente diverse. Infatti. È una partita quindi auto per entrambe a questo punto, con il Latina che giocando in casa sulla carta è leggermente favorito. Mi piace questo confronto perché in effetti è la verità. Chi fa male piangerà amaramente per il resto delle giornate, perché è davvero un momento importante, né il pari può soddisfare le due fazioni.
giocheranno per vincere entrambe, vediamo chi sarà più forte. A questo punto Aronica dovrà per forza lavorare sulla testa dei giocatori, perché e lo i stesso ragazzi sono quelli. I ragazzi sono quelli, ma lo stesso discorso dovrà farlo Boscaglia, dovrà lavorare sulla testa dei giocatori sperando che i suoi giocatori siano dalla sua parte. Recepiscano e siano pronti a tramutare le parole in fatti. Bene, possiamo lasciare le immagini, questo Crotone che conferma la quarta posizione battendo proprio in casa il Latina. È il momento adesso per chiudere lo spazio dedicato al Trapani, dare spazio come al solito al commento di Enzo Biondo. Diciamo che a Trapani non ci si fa mancare davvero nulla, non basta la sesta sconfitta consecutiva e comunque non è un record negativo storico perché si potrà anche peggiorare per così dire, ma c'è anche la novità relativa al ritorno di Salvatore Totò Aronica sulla panchina della formazione granata. Ha pagato dazio ovviamente il tecnico Vincenzo Torrente, il quale non ha saputo dare un'impronta alla squadra, anche contro il Catania, una brutta prestazione, per non usare termini magari più probabilmente roboanti, tipo imbarazzante, è una decisione scaturita anche da ciò che aveva promesso lo stesso Torrente alla vigilia del derby, e cioè che avrebbe regalato una vittoria ai sostenitori. Il presidente Antonini non ha perso tempo, è stato molto duro, si è addossato tutte le colpe di una stagione che lui stesso ha definito fallimentare, ed in effetti è così, ma intanto bisogna onorare, o cercare di farlo per meglio dire, le ultime 4 partite. Sabato si gioca a Latina, si ritrova un vecchio e caro amico del Trapani, vale a dire Roberto Boscaglia, colui che portò il Trapani per la prima volta in Serie B, in una partita dove il Trapani deve cercare necessariamente di fare punti e di mettere davvero un freno alla brutta serie di sconfitte. Lo ribadisco, sono ben 6, anche perché la classifica comincia a preoccupare un tantino. Una squadra senza mordente, senza grinta, aggiungo senza qualità, cercherà di spezzare una serie davvero nera. Ci riuscirà al terreno di gioco, come sempre, il giudizio finale. Dice bene Enzo Biondo, il campo poi alla fine deciderà le sorti in positivo o in negativo della partita, no? Assolutamente, il solito intervento preciso, chirurgico, con gli aspetti fondamentali che sono quelli che danno succo. È vero. O dentro o fuori, c'è poco da fare. Vedremo come andrà a finire. In bocca al lupo dunque a Sasà Aronica, che ritorna alla guida del Trapani Calcio. Si volta pagina, chiudiamo la nostra trasmissione, lo facciamo con il Messina. Per parlare del Messina voglio subito le immagini di questa bella vittoria in casa, una vittoria che permette di rilanciare a questo punto le quotazioni della squadra di Banchieri. Vince 3-1 contro l'Altamura, che non è una squadretta da ultimo posto in classifica, in effetti. E qui comprendiamo la forza mentale di questo gruppo. Abbiamo parlato non benissimo di tanti mister, stavolta dobbiamo per forza di cose cambiare il vento, la direzione del vento, perché diamo merito ai ragazzi che scendono in campo e che evidentemente sono gli artefici del successo di se stessi, ma un mister che sa cosa dire a questi ragazzi, sa come farli convergere verso il successo finale, evidentemente merita rispetto e attenzione. Una nota positiva però la darei anche al direttore sportivo Roma, perché è riuscito comunque ad amalgamare un gruppo, a coinvolgere un gruppo che poi alla fine in questo momento si sta dimostrando positivo. Un gruppo molto rinnovato, dobbiamo ricordarlo, molto rinnovato, con qualche nome emergente, nessun nome di grido,
perché ovviamente il portafoglio non lo consentiva, È vero. ma i risultati parlano da soli. Domanda cattiva, ma chi li paga gli stipendi a questi ragazzi? Perché non si sa chi è il presidente. Quali di queste società Perché in questo momento attuali, a Messina c'è una gran future? confusione, come al solito, su chi gestisce amministrativamente il gruppo squadra. Mamma mia, quando entrano queste situazioni davvero uno si deve preparare al peggio. E ormai c'è poco da fare. Ormai siamo troppo scottati da I tutte giocatori le cose faranno certamente la loro. Vuol però... dire che hanno delle possibilità, perché io capisco che davvero oggi, come è cara la vita per noi, è cara la vita che non vivono di stipendi importantissimi. Assolutamente. Ecco, in questo caso, essendo giocatori professionisti, certo, c'è comunque un tetto, fondo di garanzia sicuramente, che gli certo, garantisce sicuro il c'è contratto. C'è la fiduzione Certo. versata dalla società, sicuramente, certo. Però rimane sempre tutto incerto su quello che è il futuro del Messina. Comunque quando si vince così è la fame di vittoria, la Assolutamente. fame di vittoria fa tantissimo. Fame di vittoria, e si rientra in studio. Fame di vittoria che permette in questo momento alla squadra giustamente di Banchieri di respirare, però adesso si gioca una partita fondamentale a Sorrento. Sì. Prima di sentire anche mister Ferraro, allenatore del Sorrento, sentiamo invece la determinazione di questo mister, un po' sorpresa di questo girone C del campionato di Lega Pro. Ma l'Altamura, come ho detto già prima della partita, è ben allenata, è una squadra ottimamente costruita dal direttore ed è una squadra forte, lo sapevamo. Però noi siamo stati anche più forti in tutto, perché ripeto, la misura della partita la danno non solo i gol fatti di differenza, che certificano la differenza, la dà la prestazione, l'attenzione, la volontà di aiutarsi, vedere Buchel fare questo tipo di partita, Crimi, ma vedere Vincenzo Garofalo che fa quarto basso a sinistra e fa una partita bellissima, per attitudine, per come abbiamo spinto, per come abbiamo creato. Il rientro di Dani, il Dumbrovano, c'è Gelli che fa di nuovo una partita enorme. Quindi tutti, chi è entrato, ma anche chi non ha giocato, perché questa squadra vince in tutti. Vince in chi gioca, in chi non gioca, vince nello staff tecnico, vince nei nostri dirigenti, in tutto. L'ho già nominati la scorsa volta, le persone dietro di noi. E poi vince perché giochiamo con dei tifosi che non sono di questa categoria. I nostri tifosi normalmente fanno la Serie A o la Serie B, non fanno certamente la Lega Pro. Questa città e questa tifoseria meritano quello, non meritano certamente altro. E quindi, come dico ogni volta, e mi dicono di non dirlo, ma lo dirò fino a che non succedono le cose, il sindaco e le istituzioni devono darsi da fare tanto per questa squadra, perché questa qui non è un'impresa privata. Questa qua è una squadra di una città importantissima, di un posto bellissimo, con una tifoseria, come ho già detto, non è piaggeria da Serie A o da Serie B. Non si può ragionare come fosse un'azienda. Questa qua è una squadra di calcio che ha una storia e quindi chi vuole bene al Messina lo deve fare in fretta, perché come ho già detto la scadenza è domani. La scadenza è domani, non c'è margine e quindi questo lo devono fare. Tutti quelli che possono fare qualcosa lo devono fare per questa gente, per questi ragazzi speciali che sputano il sangue tutti i giorni e tutto il sudore che hanno, calcisticamente ovviamente parlando, lo devono fare. E quindi non ci stancheremo mai di dirlo e noi sul campo dobbiamo fare sempre il nostro dovere, perché rappresentiamo, ripeto, una maglia importante, una società importantissima. Beh, più che allenatore mi sembra uno psicologo, infatti, no? Perché è riuscito a trovare le parole giuste anche, strizzando l'occhio anche alla tifoseria. Disegna anche la situazione amministrativa del Messina, che certamente non è ottimale in questo momento. Allora, però dicevamo prima fame di calcio, fame di vittoria. Sì. Quel terzo gol non è un gol bello da vedere,
ma è il gol dell'intensità della squadra. È vero. Perché non c'è un uomo del Messina che non abbia occupato una porzione del campo sotto la porta Hai avversaria. letto bene, la sistemazione tecnica e tattica della squadra è perfetta in questo periodo e in questo momento, quindi complimenti a mister Bancheri. Bancheri che andrà a giocare a Sorrento contro la squadra di Ferraro, vecchia conoscenza catanese. Sentiamolo in una battuta in prospettiva appunto dello scontro contro il Messina. Sì, sicuramente abbiamo fatto oggi penso una grande prestazione contro una buona squadra. Il Picerno è una squadra che c'è un grande palleggio, invece noi abbiamo fatto una partita con una grande pressione già il primo tempo, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni di gol che forse giocato in una maniera diversa, potevamo andare in vantaggio. Mi dispiace che torniamo a casa senza punti dopo una prestazione di questo genere, è giusto che quando non ci sono le prestazioni non si portano punti a casa, ma oggi è proprio un rammarico contro una buona squadra. I ragazzi hanno fatto tutto, però torniamo qui da Picerno con una prestazione positiva ma senza punti. In questo momento dobbiamo pensare già con la testa al Messina che abbiamo una partita molto difficile la domenica da affrontare. Il vecchio Marpione Ferraro sa benissimo che la partita contro il Messina è una partita pesantissima per la classifica e per la testa, la mente. Assolutamente, e per il suo futuro, oserei dire. Anche perché insomma un'eventuale sconfitta potrebbe far saltare anche la panchina. Comunque, a del parte lo Sorrento. scherzo, perché con mister Ferraro a Catania ha lasciato il cuore sicuramente e noi lo abbiamo lasciato verso lui, ci fa sempre piacere ascoltarlo, sentirlo, però davvero avrà una partita assai difficile contro questo Messina visto in questo se Bancheri ha la bravura di dare le stesse motivazioni anche in questa partita, per il Sorrento sarà dura. Assolutamente. Abbiamo concluso qui il nostro appuntamento odierno di Stadium Sicilia. Come al solito ringrazio Vincenzo Lacorte grazie, che rivedremo grazie a te, tra 15 giorni, magari già con una prospettiva playoff più chiara. Già molto più chiara, molto io spero. Chiara, è vero. Grazie. Grazie a Vincenzo Lacorte. Noi ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento con Stadium Sicilia, chiaramente a venerdì prossimo, 15:20 puntuali, sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma in contemporanea anche sulla piattaforma HBB-TV attraverso Globus Television. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra 7 giorni.